Che c'è? Alvaro è uscito. Alvaro? Quando? Stamattina, ha detto così che ti aspetta in piazza. Vabbè, dia che vengo. Vedi che dritto sta Alvaro. Ariché, via! Aspartago! Che vuoi? Alvaro è uscito, dice così che ti aspetta in piazza. È tornato Silvio Pelli che è tornato. Perché ti dispiace? No, anzi, per carità. Ce ne vorrebbero tanti di clienti come quello. Piuttosto, quando lo vedi, ricordagli di farti pagare il conto che ha lasciato in sospeso prima della villeggiatura. Quando? Un'ora fa mi ha detto la ditta che ti aspetta in piazza. Va bene, digli che vengo, Diglielo! A te, senti un po', ma chi è Salvaro? Alvaro Latini, no? E chi lo conosce? Ma come non lo conosci? Quello che ha dato una coltellata a Valerio Zerboni. Si è fatto 6 mesi in dritto da niente. Ah, perché quelli che danno le coltellate per te sono dritti? Ma che c'entra? Lui mica gli voleva dare la coltellata. È stato uno spiacevole equivoco, ecco. E ha fatto 6 mesi? E allora è un frescone, Ciao Alvaro. Ciao, se vedemo. Salve ragazzi. Mamma! Ari, ecco questo. Mamma, Alvaro è tornato! E lo vedo che è tornato. Ama, che non sei contenta di vedere Alvaro tuo? Mamma! Su, sta buono, che ti fai Mammetta male? bella, 6 mesi. Ho pensato sempre a te, mi domandavo chissà che farà mammetta mia a quest'ora. E che volevi che facessi? Lavoravo a mandarti i pacchi? Eh sì, sempre fettine panate. Quando arrivavano sembravano mezze sole. Ma ringrazia Dio. Ma sì, ringrazio Dio e mammetta Sta mia. buono. E Maria che fa? Come sta? De salute sta bene. Te immagini quando vedrà Alvaro suo? Sai che Ah. soddisfazione. Sì, mammetta mia, Sta finalmente buono. sto a casa mia. Questa è casa mia. Ciao ragazze. Che c'è, una camicia pulita? No, quella no, che del cavaliere. Che me frega del cavaliere? Mi sta una stretta di collo, ma... E risiamo da capo a 12. Aspetta, da dove vai? Vengo subito! Alvaro! Alvaro! Alba! Oh, ma che hai fatto? Non cresci mai, sei più basso di prima. Credevo che non venissi più. E mio cognato quel disgraziato me la fa uscire, lo sai? E lascialo Ma lo perdere. sai, ho fatto dormire così adesso. Nel cassetto delle posate. Ah, Alvaro è uscito e già si è riformata la ganga.
Signorina Ines, si ricordi, a Alvaro Latini, niente più credito. Sapete che vi dico? Che la galera è un'esperienza che dovrebbero fare tutti. Altro che la vita militare. Sotto le armi chi conosci? Dei morti da fame. Io stavo in cella Regina Coeli con un marchese e un antiquario. Oh, mi portavano un palma di mano così. Io veramente là dentro ero qualcuno, capite? Oh, sai che mi ha detto il direttore stamattina quando sono uscito? E meno male che teneva tu, altrimenti me ne andavo io. Oh, parliamo un po' d'affari nostri, eh? Vi siete messi a fare un lavoro da vergognarsi, perciò vi dovete licenziare. Sì, capirei come. E io come faccio? Oh, io a casa che gli dico, no? Ah, ma allora è vero, vi siete abbioccati. Ma io so tutto, eh. Qui sotto c'è la femmina, la figlia della Pesciarola, la figlia del sor Annibale, tanto per un fannomio, capito? La calziera del bar e via. Ah, ma questo mica me l'avevi detto. Ma te lo scherza, capire una stanza. Come scherzi? È 2 metri alta. Beh, Sì, tu e sei poi così. lui Oh, ragazzi, ricordatevi che l'uomo con la donna deve essere indipendente e dominatore. Dunque, incominciamo da oggi a dire vita nuova. Io là dentro ho conosciuto certi pezzi grossi che... Reggi un po' un momento. Al bastabuono. Ma Io la lascia una parola. Una parola sola. Lascia E stare. lasciatemi perdere, no? E mo? E mo che fa? Ciao. Ciao. Avevo detto da parlare. Ma vale, mica volevo ricominciare, eh. Mettiamoci una pietra sopra e non se ne parli più. Io ho fatto 6 mesi, hai capito? Ho sofferto tanto. Tu non sai le umiliazioni che ho provato. Io per me non ci penso più. Allora facciamo la pace. Un momento. Quello che ho detto te lo ripeto. Io a tua moglie da quando era sposato non gli ho rivolto manco più la parola. Se ci credi, bene. Se no, niente. No, ma io te credo, Vale, te credo e ti ho creduto pure quella sera. Soltanto che avevo bevuto, c'erano gli amici, non volevo passare per vigliacco. E mo che gli fa? Sta a vedere che quello gli allenta un'altra puncicata. Sì, è meglio. Così si sistema. Se è così. Ciao Vale, amici come prima, eh? Ciao. Eccolo qua. Merva, com'è andata? E come dove andare? Poveraccio, mi ha chiesto scusa, mi faceva una pena. Io so buono come il pane, voi lo sapete, eh? Mi ha dato la mano e io no! A Valerio Zerboni, quando vedi mia moglie devi abbassare l'occhio e svicolà, perché altrimenti stavolta ti vanno al Camposanto. Ammazza e pure gli E lui diceva, amici come prima, dammi la giacca. E adesso se andiamo a fare 4 camparucci soda, paga il bassetto. Paga il Andiamo bassetto. che ce l'hai Dai, io. dai, ce l'hai i soldi. Tira fuori i soldi. Buongiorno impiegati. Buongiorno. Dai. Ah, questa sarebbe la signorina, eh? E beh, Ammazza, complimenti. 4 campari. 4 4 campari. campari, mi raccomando, freschi, eh? Ah, lo sapete che non ci credevo io. E chi avrebbe detto? Tu, bassetto. Alla salute, eh? Alla salute. Alla salute, signorina. Grazie, auguri. Oh, ma Valerio con quel camioncino lì, ditemi un po', che fa? L'autista, il fattorino, che fa? Sì, l'autista, quello lavora in proprio. Il camioncino è suo. L'ha comprato a rate, lo sai. Quello sembra un moscerdone, ma a vedersi gli affari suoi come se li fa bene. A rate, eh? Ho capito tutto. già. Oh ragazzi, è quasi l'una, vado a prendermi moglie, eh? Bene. Ci vediamo nel pomeriggio, c'ho un'idea. Signorina, e lei Spartaco non me lo consumi, eh? Ma Arrivederci, addio. Ciao. Ciao. Alvaro è sempre Alvaro, lo sai. Ciao Franca. Ciao, Sara. Alvaro, Alvaro. Ah, Maria. Maria, E sta buono, c'è gente. perché? Ma so 6 mesi, tu non sai quanto sono lunghi 6 mesi e tutto quello che ho provato là dentro. Ci stanno guardando, andiamo a casa. Senti, hai pensato a me? Sai quante volte mi chiedevo, chissà che starà facendo Maria mia a quest'ora? Tu hai pensato, Alvaro? Dimmi che ci hai pensato. Sì, certo, t'ho pensato, come? Sempre. Sì, sempre. Vedrai tesoro che tutto tornerà come prima. Ah, speriamo di no, eh. Senti, Alvaro, è meglio che ce lo diciamo subito. O tu cambi e diventi una persona seria e ti metti a lavorare perché sennò io... Ah, Maria, e guarda me faccia. È cambiato Alvaro tu o no? No.
Ma come no? Ma no, no, così, dentro, dentro. E che ne so io, che ne so quello che ti passa per la testa? Ma un sacco di idee. Allora, figlio mio, non sei cambiato proprio per niente. Ci sono 3 combinazioni, 12, 18 e 24 Non rate. vedi quanto è bello? Quanto? 24. Ah, avete capito, 24 rate. Praticamente il camioncino si paga da sé, dal momento che uno l'acquista è una fonte di guadagno, no? Già, bisogna Mi piace. versare sempre le 300.000 lire di anticipo. Ah sì, quello è sempre l'anticipo invariato. Allora versiamo, ragazzi, no? Vogliono fare un giro di prova? Magari, sì. Mi prendi una targa in prova? Non vedi? Certo che non fare. Ma avete sentito quello che ha detto? Il camioncino si paga da sé. Questo tanto per incominciare, perché se gli affari vanno bene, ci possiamo comprare pure l'autotreno, no? Con la Jeep. Che me la fate portare a me? Volentieri? Ah, ma che ma state buone, piantela. Ah, stupido, patente terzo grado di S. Ma che è la patente da bassetto? Ma guarda sì, che roba. Ah, ma vedi, mandatelo, classificato quarto sono state... Che crede, eravate in E allora stiamo a posto. Ma meno male. Il personale meccanico ce l'abbiamo. E fatene, va. Ammazza quanto fila, avete visto? Hanno sentito che prendi? Meravigliosa, veramente bella. Allora siamo d'accordo, eh? La settimana prossima veniamo per la Benissimo. stipula, intesi? Buongiorno. Buongiorno. Arrivederci e grazie. Prego. Ma che è sta stipula? Eh? Sta stipula che è? La stipula del contratto, no? Ah. E 300.000 lire? Bene, 300.000 lire, lasciatemi pensare 5 minuti. A me bastano 5 minuti per i soldi. 5 minuti, Lasciamolo pensare. Dai, dai, buttalo giù. Vai al bagno, E smettetela di fare ragazzini, no? La miseria. Ho trovato, capito? E seguita. Che ha trovato? Amos. E chi è? Sto Amos? È il nome della società, della cooperativa Trasporti Celeri, no? Amos, Alvaro, Mario, Otello e Spartaco. E perché io devo essere l'ultimo? Perché sta bene Amos. Samo no. Spartaco, Alvaro, Mario e Otello. Samo c'è già. E poi che c'è? Omas. Osma. Omsa. Maso. Mosa. Oh, insomma basta, ho detto Amos perché sta bene Amos. Se nella cooperativa siamo tutti uguali, ma qualcuno che comanda ce vo', altrimenti diventa una repubblica. Ma te stai a preoccupare del nome, ma i soldi e 300.000 di anticipo, chi è che ce dà? Già. Stadio Olimpico, domenica grande incontro internazionale di calcio Italia-Inghilterra. Ah, ho trovato. Cosa? Un altro nome. Sta zitto, dai. Un altro nome, 300.000 lire, va Dove? bene. Qui dentro. Beh, allora io qua dentro c'ho la Banca d'Italia. Ho capito, allora con voi non si possono fare discorsi seri. Voi dovete rimanere nella monnezza come siete abituati, ecco. E andiamo, non si può più nemmeno scherzare. Ma Mario diceva così per dire, no? Tu ti sei fatto pure offensivo. No, non c'entra offensivo, negli affari c'è serietà, va bene? Più seri di noi, siamo addirittura tragici. Vedo. Comunque statemi a sentire, procuratevi 25.000 lire a testa. E te? E te, naturalmente, anch'io, poi a farle diventare 300 ci penso io, intesi? Andiamo. Oh, ma vedi questo? Ma che hai fatto? Sei cascato dal letto? Perché qualche volta sono arrivato in ritardo. A me questo mi fa una rabbia. Ah, ma dillo tu, è mai venuto prima di noi? Veramente no, ma appena volta che è stato bravo, lascialo fa. E meno male che ci siete voi, solo adesso, e no con questa qua. E beh, perché lei non ti conosce. Andiamo? Ma sta attento che casca tutto. Oh, Marce, lo sai che ieri sera ti ho aspettato fino alle 11? Beh, mi dispiace, ma sai, sono venuti lì zia e mia cugina. Oh, sai che Anna Maria si è fidanzato con uno che c'ha una torrefazione? Capirai. Capirai, sì, proprio. Ma Marce, via qui. Che vuoi? Via qui un momento. Ma no, sta buono, ma proprio qui. E su, dai.
Andiamo su. Ma Marce, lo sai che te voglio bene? E lo so. Ma quello che non sai è che io penso sempre al nostro avvenire. E fai bene, no? Ah, Marce, io non posso continuare così, a scaricare cassetta, a rompere ghiaccio, ma permetterà che mi vergogna all'età mia. E poi bisogna che mi faccia una posizione, se no come faccio a mettere su famiglia? E che vorresti fare? Beh, io un progetto già l'avrei. Ah, e sarebbe? Non te lo posso dire, è il segreto. Ah, mo c'ha pure i segreti con me. E non scherzare, Marce, è una cosa seria. Mi servirebbe un aiuto, un prestito. Un anticipo risolverebbe tutto. Quanto? 25.000 lire. E tu con 25.000 lire ti vuoi fare un avvenire? Come costa poco il tuo avvenire. Adesso capisco il movimento, l'azzataccia, fai lo scivoloso, tutte ste smancerie. Ma gira a largo, va! E io dovrei mettere su famiglia con un uomo come te? Ah, Marce, mo mi offendi. Ma no che non t'offendi, magari t'offendessi. E allora sai che te dico? Ma va a morire ammazzata! A te e tu sorella, te sto morto di fame che non fai altro! Ma chi te? Arrivederci, sorella. Che è successo? Avete litigato un'altra volta? Sì, ma stavolta è finito tutto. Cercate un altro disgraziato come me, se lo trovate. E via Arrivederci. qua, raccontami tutto. Se può sapere che c'hai. Otello, andiamo, su. T'ho sempre trattato come un figlio, no? È stata Marcella. Sì, Lo e sai io- che c'ha un caratteraccio. Che t'ha fatto? Mi fate passare? aspetta! Oh, tutte le mattine la solita storia con questa, eh? E mezzo metro oggi, mezzo metro domani, mezzo metro dopodomani. Di questo passo chissà dove vado a finire io. Ma sentite che faccia tosta, c'ha pure il coraggio di parlare. 10 giorni fa stavo qui. Guarda dove mi ha mandato a finire. Ma ti E faccio via la che aspetti? Sai che paura che mi fai? Mi trema tutto il pizzo della camicia. E non vedemo! Brigadiere! Brigadiere! Si Vieni chiama qua, brigadiere. brigadiere! Otello, Eh? vieni qua. Tiè, mi raccomando a te, non di niente a Marcella perché lo sai com'è. State tranquilla, sorella. La settimana prossima restituisco tutto. Vabbè, va avanti. Io poi ti raggiungo, se no quella povera figlia sta sempre sola là. Sì, sorella. Tutte le mattine mi ruba mezzo metro, tutte le mattine si allarga. E meno male che mi allargo io, se si allargasse lei chissà dove si andrebbe Avanti, a finire. beh. Brigadiere? Vediamo questi segni. La notte li vi a scancellare con quel lumacone d'Otello. Io la notte dormo, sto mica come tu sia, ma- sa! Guarda chi parla, che c'è da dire mi fia E tu? sta zitta che lo sai, non fa la commedia! Assassina! Ma magna meno, va! Brigadiere, gli giuro, questo è il posto Va mio! bene, domani controlleremo la pianta. Ah, via! Ah, ecco, ce l'hai fatta arrivare. Se fosse mio marito mica Beh, ti sono passati i nervi. C'hai voglia di scherzare tu, eh? Vedi il brigadiere con la pianta. Otello, Quella si è svegliata senti. male. E poi dice che... Per quei soldi poi te li do quando chiudiamo. Ma non di niente a mia madre, eh? No, no. Sarebbe troppo facile. Dopo tutto quello che mi ha detto non voglio più niente. Ma che te credi? C'ho un po' di dignità anch'io, no? E che gli è successo a questo stamattina che si è fatto benedita ai frati? È una vergogna. Se va avanti del suo passo quella arriva chissà dove. Scusi, signora, Ragioniere, guardi i orecchini. Ha visto che roba, eh? 20.000. Ma come 20.000? Faccio almeno 25.000, ragioniere. C'ho il pupo con la scarlattina e poi mi sfrattano la casa. Pensi che c'ho mia moglie stata interessante un'altra volta. Mi dispiace. Ma come? Ma io poi sono reduce. No, veramente, non abbiamo da mangiare. Con le ultime 300 lire stamattina abbiamo fatto un po' di sugo. Ma con 20.000 lire voglia a comprare spaghetti. Con 20.000 lire? Con 20.000 lire? Ma lei è stato mai al giardino zoologico? Ha visto il pasto dei leoni? Oh, a casa mia è peggio. Col forcone bisogna dargli da mangiare. Ah, quelli si mangiano l'ira di Dio. Faccia 25.000, sia buono. Va bene, facciamo 25.000. Grazie, ragioniere. Lei è un uomo. Grazie, arrivederla, ragioniere. Auguri, tante grazie, eh. Deposita? No, prelevo. Quanto? Tutto. Documento?
finalmente! A mezz'ora che aspetto! Beh, è Spartaco. E lo domanda a me! Ieri era troppo tardi, oggi è troppo presto. Un po' chiuso, un po' aperto, un po' manca per lei, un po' per suo cognato. E che schifo è questo? L'abbonamento non mi lo rinnovo più! Addio! Buongiorno signorina Buongiorno, Ines. Spartaco. Come mai così tardi stamattina? Vita nuova. Un cappuccino per favore. Chi ha vinto? La Sisa? Quasi. Con doppio zucchero, Enzo. Bene, pronti? È sempre Forza Roma. Grazie. Spartaco, tu qua stai. Beh, E intanto la clientela se ne va. Di questo passo al salone non ci si accosterà più neanche un cane. E poi voglio vedere dove vai a mangiare, sfaticato. lo sai che ti dico che mi sono stufato di te, del negozio e di mia sorella. Che queste sono le chiavi. E da oggi la frizione te la fai da te. Ma poi dico che te frizione a fare che c'ha 4 peli sotto traccia. I capelli sotto traccia io. Questa me la paghi, Mi verrei a chiedere l'elemosine. Questo è il ringraziamento. Dopo che gli ho dato per anni pane e lavoro. Chi? Ma cammina, va. Ti voglio vedere morto di fame. Ma cammina. Ma, Spartaco, lei ha fatto male a litigare con suo cognato. Che farà adesso? Ho altre prospettive, signorina, io. Forse entrerò a far parte di una cooperativa di trasporti celeri. Cose in grande, sa? Complimenti. Vita nuova. Allora, sono 7 e 3,10. A Guagliarì, fate dei soldi da mia figlia, sono 63.000 lire. Va bene, Soranni. Allora sarebbero? 63.000. Senta, se non le dispiace gliene do 38, 25 la prossima volta. Come vuole, tanto devo venire a portarlo io. 35, 38. A Guagliarì, lo vuoi un bicchiere di vino? Come no. Yeah. Alla salute. Salute. Arrivederci, Soranni. Ciao. A Mario, They told me this piacere. restaurant was really good. Well, then let's go in. Buongiorno, i signori desiderano? We would like to try some of the specialties of the town. Ah, un momento. Anita, ci stanno due inglesi. Prego, prego. Thank you. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Thank you. Gracias. What do you wish? We were told that in this neighborhood we can get really fancy foods. I mean, particularly well seasoned. What can you advise? Alors, nous voudrions manger quelques spécialités romaines. Beh, se posso sapere che buono. Non capisco, non sono inglesi. Ma come sono inglesi, ne vedi? Beh, che buono sti signori. E chi capisce, sono inglesi? Non so inglesi. Beh, levatevi da mezzo che mo ci penso io. Allora gli famo le tagliatelle, pollo spezzato in padella con i peperoni e mezzo litro di frescati, va bene? All right. Mannaggia, noi ci That's capiamo good. subito. Hai visto cosa ci fa? E mo sti cartelli li butto via. Inglese pochi, ne parli francese, famo le figure che famo. Il Vergognatevi. francese e l'inglese li parlo. Ma tu non sai nemmeno quanti giri fa una boccia. Già, perché a voi vi piacciono quei 4 cafoni che si portano il fagotto da casa. O quelli vi trovate bene. Ragazzi, guarda che c'è buschi, Questo sa. dovrebbe diventare un locale alla moda se non ci fossero ignoranti come voi. Così te impari a rispettare tuo padre. You see, darling, it's as I told you. This is the Italian temperamento. E mo che c'è? Lasciami stare. Anni, non fa così, non piangi. Non ne posso più, non mi capisce nessuno. Ma come nessuno ti capisce? Io? Tu sei come mio padre, guarda come sei conciato, lo stai già cazzoso, i pantaloni senza pieghe, la cravatta, guarda che cravatta. Anni, ma che fa con quello che guadagni? Io te l'avevo comprata, le spalline dorate. Sì, è spallino dorato, e qui piena a pernacchie tu. Eccolo, vedi, non ti vuoi raffidare. Via qua, senti. Lasciami stare, che se ci vede mio padre quello ti caccia pure via. Via, che domani mi metto le spalline dorate. Lasciami. Segna mezzo litro. Questo finisce mai. Otello! Otello! Siamo qua, vieni qua!
Dai! Io gli faccio guarda, da stamattina in andiamo. questo in piedi. Attento, ma mai bere niente. E te credo. Oh, ma quanti ne hai fatti? Ne ho fatti 8, conta Otto. guarda. Bene. Sì. Bene. 8 e 8, 16. E 4, 20 e 4, Ma 24. Rustigne. Ancora 8 e fa 32. A fa fiducia piano. stiamo a posto. Ah, ho sentito dire da uno che c'ha la faccia da dritto che all'ultimo momento si possono vendere i biglietti a 10.000 lire l'uno. no. E sta zitto che ci possono sentire. Ma che sentì? Lo sai che ci paghiamo la rata del camioncino e ci avanza? E se Andiamo? piove? Andiamo? E se piove la dai. partita si fa lo stesso. Ma se piove la gente allo stadio non ci va. no? Ma allora prestiamo che vai a tutti. stufare. Avanti, permesso? Dai, fa presto tesoro che faccio tardi. Ma si può sapere perché devi andare via 2 ore prima? Affari? Affari per Mariuccina mia. Maria, hai visto la chiave del comò? Che ci devi fare? Mi devo mettere gli orecchini. Per andare dove? Dalla zia Ernestina, sta un'altra volta male, poveretta. Ma come? Dalla zia Ernestina vuole andare con gli orecchini. Quella muore di fame e lei gli orecchini. E ma che c'è di male? Ah, ma non te la prende, Alvaro scherza. Ma come scherzo? Ma voi siete insensibili al dolore umano. Dammi la giacca che Ma sto ridando. aspetta un momento. Perché c'hai tutta sta fretta? Calmate, no? Tiema. Adesso te ne puoi pure andare. Invece no. Invece voglio una spiegazione. In questa casa si sorveglia ogni mio gesto. Mi si spia. Adesso basta. E non ne posso più perché non sono un bambino. Ma non fare il buffone. Ho trovato la bolletta ieri mattina mentre ti stiravo i pantaloni e ho spegnato gli orecchini. A tua madre hai già dato troppi dolori. Ah, non ne posso più. Non ne posso più. Non fa sta commedia, Alvaro, tanto non mi incanti più. No, Maria, aspetta. Tu non devi uscire. Tu mi devi ascoltare. Non possiamo andare avanti così noi due. Non hai più fiducia in me. È meglio che ci lasciamo, guarda. Tu sei ancora giovane, carina. Puoi anche rifarti una vita. Me ne vado. Ciao, ma. Ciao. Mamma! 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 Beh, e che c'è? E non vado mica in America, sa. Ciao. Non ne posso più, sono disgraziato! Ecco, nessuno mi capisce! Nessuno! Io ho cercato di strapparvi da questa vita di miseria, ma tutti siete contro di me! Era meglio che mi lasciavano morire. Sì, perché tu non lo sai, Maria, quella notte a Regina Coeli con la cinta dei pantaloni. Lo so, non dovevo dirtelo, ma è stato un momento di sconforto, ora è già passato. Non piange, Maria. Ma io non piango mica per... Piango per quanto sei bugiardo. Ma che te credi di trovare tutti stupidi nella vita? Ma perché la passi sempre a inventare bugie? Alvaro! Alvaro! Alvaro, andiamo! Va. Va con gli amici, va. Sì, ma tu aspettami, Maria. Ciao, Maria. E vedrai che un giorno sarai fiera di tuo marito. Aspetta, Maria. Ribuna Montenario! Ribuna Montenario! Fratello, come va? Finora niente, qui ce l'hanno tutti il biglietto. Ma è presto, non ti preoccupare. Ma la partita sta per cominciare, lo senti? E sta tranquillo, guarda, ci sono i ritardatari. Dove stanno gli altri due? Eccoli là, li vedi? Dove? Laggiù. Dai, dai, fate sotto. Mi servono i biglietti? Tribuna Montemario! Tribuna Montemario! Au, ma che vuoi andare a finire dentro? Perché? Ma come perché? Ma hai capito o no che è proibito il E bagarinato? allora come faccio a venire con la trasmissione del pensiero? Ma fio mio, io ho a che fa con dei deficienti. Li metti in tasca e li fai vedere così, no? E vabbè. Dai, vai, vai, vai. A Mario! Mannaggia, come faccio?
Ah, qui in Sarzanalina non si batte in chiodo, niente. E sfido, con qua la faccia lì offri i biglietti. Devi sorridere, no? Ma questo il biglietto ce l'hanno tutti. Oh, tu già mi hai stufato, fa come te pare. Tribuna Montemario? Tribuna Montemario? Si vede come venni? Tribuna Montemario? Tribuna. Tribuna Montemario? Biglietti? Tribuna Montemario? Quanto? A 5.000. Ma tu stai scemo, patriota mio, li vendi anche a 3.000. Ma non c'è niente da fare, non morde nessuno. Danno una partita per televisione, lo sai? Sti vampiri, e noi come fanno? Bisogna ribassare i prezzi. Tribuna Montemario? Onesta maggiorazione, Tribuna Montemario. Onesta maggiorazione, Tribuna Montemario. Onesta maggiorazione, Tribuna Montemario. Oh, Mario, mi vedi qui là? Oh, a 4.000, Onesta maggiorazione, Tribuna Montemario. Tribuna Montemario. Tribuna a 4.000. Qui Giuinot, cala, il prezzo giusto, se no niente, tanto che l'urachiti vede più. Quanti ne vuole? Una comitiva, gli altri chi che arriva. Ma che vuoi? Andiamo, ci stanno due che si ripiano tutti a 5.000. Sei sicuro? E te lo dico Oh, io. ma sei sicuro? Signori, ho paura che loro la partita la vedono per televisione. Dai, Ma sei sicuro? te lo dico io. Ti braccia che te compri. Dai, no. Eccoli qua. Ecco. Buongiorno. Buongiorno. Ah, vi pieno Quanti tutti. ne occorrono? Avevo trovato il Quanti cibo. ne avete allora? Beh, io ne ho 10, tu? 10. 20. 8. 28. 12. E 12, 40. 40. 40, 4 per 5... 20. 200.000 lire. Sì, 5 Grosso 4, colpo, 20, 200, sì. E non ci può fare qualcosa di meno? Come qualcosa di meno? Prima di tutto sono gli ultimi, poi vi facciamo un prezzo di favore. E poi oggi così poi domenica. Quando è così, allora... Venite a prenderli in questura. Polizia. Ma io voglio i soldi Sta miei, buono, allora. sta buono. Ma che Ma sta sta fermo. Ma Guarda, che è la prima volta che abbiamo fatto, soltanto Ah, guadagnare qualche zitto, no. lira. Va bene, ho capito. Visto che non siete dei soliti, per questa volta, transeat. Ma se vi ci ripizzico ancora, non solo vi sequestro i biglietti, ma vi sbatto pure dentro. D'accordo? D'accordo. Siamo intesi, eh? Grazie mille, dottore. Ma quale grazie mille? Io li voglio i soldi miei. Abbassa il piatto, se no ti ammalo Basta, Bolo, che Spartaco c'ha ragione. Queste sono le grandi idee Hai tue. capito? Io non voglio i soldi miei. biglietti, a disgraziato, si era un tutti, c'era E io come faccio a restituire 25.000? E io come faccio con Nita? 25 Ci hai rovinato, sai? State zitto, avete ragione che mi sono messo con dei falliti come voi. Vedi che mi fate schifo e da oggi in poi fate da soli, capito tu? Ma te l'ho Ma andate a lavorare, poveracci! Che poi c'è gioco a fare? La coatta! Ha ridolcinato! Andiamo là! Fatto la piana, Lascia stare, E che qua? E la vieni da Santa Maria, quante belle sono, faccio la capoccia così! Forza Italia! Avanti, cammina. Aspetta un momento qui. Ma che dici? Non lo voglio nemmeno vedere! È inutile che insiste, capite? Mi ha offeso! Mi ha mancato di rispetto in presenza di estranei! Buongiorno, signorina Ines. Buongiorno. Beh, ha fatto pace con suo cognato? Sì, è stato lui, ha tanto insistito che... Che non la voglio vedere! No, no! Arrivederci. Come te lo devo dire? Spartaco, vieni. Eccolo. Ringrazio tua sorella. Io per me ti avrei fatto morire di fame. Ma il pensiero di veder soffrire Assuntina è stato più forte del mio giusto risentimento. Perciò riprendi il tuo posto, ma... fila, eh? Grazie, Pasquale. Quanto sei buono. Ciao. E tu sta buono. Non lo fa arrabbiare. Vieni un po' qua. Dammi una spuntatina alla sfumatura e fammi una bella frizione. Oh. A Spartaco! Ha detto al varo che ti aspetta al bar. Ma vatta a butta a fiume, te e Alvaro. A testa mezza tappa del bassetto. A scadennatore, che fai i capelli che accetta. A pappagallo, a rasatera. Leggero, leggero. Piano con la punta, deve essere tutto un lavorio di forbici. Piano, così. Aspetta, ma come ancora lo difendi? Non c'entra, non ha fatto niente. Ma di solito io la sorellina.
Arrivato. Ah, papà, non c'è colpa! Brutta canaglia! Ma perché me ne Dai, io sono Nino, non pene la testa per birbagione! Fate bene, non pene la testa per voglia! Tutto! Delinquente dentro casa mia e con mia figlia! Sì, ma Ti piacerebbe, Ti piacerebbe essere sposata la mia figlia? Arrivederci, sorellini. Avete fatto bene. Andiamo. A Mario! Al bar aspetta al bar! Se fossi una ammazzabbe! Alza quelle cazzette. E pulisci il banco? E addrizza quel prezzo, no? Qual è questo qua? Sì, perché non ci metti un po' di ghiaccio? Ma dove piglia il ghiaccio? E allora butta un po' d'acqua sui cefali così l'occhio rivia. Guarda che è arrivato il triciclo, va via il ghiaccio, va. Poveraccio, va. Sta zitta, ma è tutta colpa tua. Ah, Che sì? se non gliel'avessi date quelle 25.000 lire. E andiamo, va, che se non gliel'avessi date io, gliel'avessi date te. Io? Non te conoscessi. Signori, quanto costa sto Che pesce? tocca, che vuole lei? Ma come che tocco? Sta a guardarsi è fresco. Non è fresca, lì da Natale, va Ma che bene? ti sei svegliata con la scuffia rivoltata? Ma sono svegliata come mi pare E stamattina. ti è, magnatelo bella! Ma E guarda che sì sareste che più modo! gentile coi clienti, Ecco no? qua il ghiaccio. E così me lo porti il ghiaccio, spezzalo, no? Vuoi che te lo spezzi? Tiè. Te possi, no? Otello! Ciao, Otello! Che vuoi, Totello? Ha detto al bar che aspetta al bar. Non te fa vedere più, sa? Te piasta in colpo, t'ho fregata. Guarda che se vedi ancora quel delinquente io te pesto come un baccalà, eh? E perché io dovrei vedere? Sto tanto bene qui, mi trattate come uno di casa. E senza che fai tanto il sardonico, vero? Figurati. Oe, ragazzi, sono molto contento di vedervi riuniti qui come una volta, eh? E Alvaro, voi lo sapete, non serve a rancore. Malgrado che qualche volta voi ne approfittate, ma lasciamo perdere. Ma lascia va. perdere, che è meglio. Comunque ho convocato qui il professor Semprini. E chi è? Beh, ma allora ve lo devo dire, siete proprio ignoranti. Non leggete mai. Ma come, non sapete chi è il professor Semprini? No. È uno che ha un cervello così. C'è anche Gommelo. Avrà scritto una ventina di romanzi. Ha scritto L'orfana del Piave, La vendetta del defunto. Ma che ve lo dica a fa, voi non leggete? Ah, eccolo, eccolo. Buongiorno, professore. Ui, Caro professore, grazie di essere venuto. per carità, caro amico, è un dovere, un dovere. Ah, sono miei amici, stavo appunto parlando di lei. Sono dei suoi grandi ammiratori. Pensi che hanno letto tutti i suoi romanzi. Grazie, molto gentili. Si grazie. vuole accomodare, professore? Sì, grazie. Ah. Eccoci qua. Comandano? Che ore sono? Le 11:30. Le 11:30. Beh, potrei prendere qualche cosuccio. Che so, un cappuccino, una brioche, un sandwich. Sì. Hai detto che sono le 11:30? Sì. E allora fa una cosa. Portami un bel sandwich. Ne spa? Vabbè. Grazie. Prego. Dunque, Professore, io avrei bisogno di lei. Avrei bisogno della sua penna, sì, perché io so fare tutto, ma sul piano letterario veramente sono un po' scarso. E lei invece è un maestro. beh, modestamente. Appunto, lei lo sa. Io avrei bisogno di una lettera. Una lettera, non so, come di uno che ha fame. Un disoccupato. Uno che ha la madre ammalata di un male molto grave. Ma perché? Tua madre sta male. Oh, mia madre sta benone, tiè, che ve possa seppellire a tutti. Ragazzi, calma, calma. E poi non disturbate che ve calcio fuori. Oh, dunque. Mi sono spiegato, professore? Sì, io ho capito fino a un certo punto, ma vedi, caro, mi sfugge lo scopo. Ecco, mi sfugge lo scopo. E no, sta qui. Come sarebbe? Alla precisa distanza di un anno è andata a raggiungere in cielo il suo compagno dopo una vita tutta dedicata alla famiglia, la ND. ND? Sì. Nobildonna? È ovvio. Ah, ecco. Valeria Zoppetti, nata von Balbesberg. Von Walbesberg. Sì. Von Balbesberg. Ah, sì, sì.
Von Balbesberg. Ho capito. La trovata è ottima, geniale. Semplice, geniale. Va bene. Allora lei deve fare una lettera molto commovente. E soprattutto con tante volte la parola mamma. Ho capito. Adesso lasciami solo che me la compito io. Va benissimo, professore. Lascia fare. Mi raccomando, eh? Vabbè. Oh, venite qua, andiamo. Oh, vi è piaciuta o no l'idea? Io non ci ho capito niente. Ma nemmeno Manco io, sa. Ah, figli miei, proprio siete deficienti in tutto. Pure. Ognuno di noi si presenta con una lettera e un oggettino artistico e ci facciamo le lire. Ma chi le sgancia? E chi lo sgancia? I figli inconsolabili, no? Ma perché, scusa? Ma come perché? Ma c'avete proprio il cuore di pietra. Se si presenta a voi un poveraccio con la madre che muore e lui disoccupato senza la lira, che non gli dà niente. E che io non c'ho manco una lira io. Lo so, ma se ce l'avessi e fossi stato colpito da un grande dolore? Beh, certo, in questo caso sì. Lo vedi? È una cosa psicologica. Alvaro, Sì, mi dica, professore. mettiamo un bel diabete. Beh, diabete mi pare un po' leggerino, no? Io non specificherei. Metterei male incurabile. Ho capito. Un male che non perdona. Benissimo, professore. Ad hoc. Sì. Io il tipo ce l'avrei. È uno che gli è morta la madre 3 mesi fa. È l'avvocato Mazzoni Baralla, un principe del foro. Quello è pezzo di pane. È uno che difende gratis e gli imputati bisognosi. Beh, allora tientelo da conto sta avvocato, perché tu con sto scherzetto finisci in galera un'altra volta. Ah, Mario, qui nessuno t'ha chiamato. Se non te va, metti la freccia, svolti a sinistra e l'affare solo famo noi 3, no? Oh, ma ci pensate? Con una lettera se famo dalle 5 alle 20.000 lire. 3 lettere al giorno fanno una media di 30.000 lire. In 10 giorni il camioncino è nostro. Beh, 10 giorni, 15. Ho finito. Bravo, professore. Che genio. Dunque, illustrissimo, pregiatissimo, eccetera, eccetera. Quello che è, insomma. Va benissimo. Il viandante che in una fosa sera di giugno si fosse trovato a passare in un oscuro vicolo della periferia avrebbe udito una voce straziante di mamma gemere. Figlio, aiutami, le medicine, le medicine. Quell'invocazione illustrissima era proferita dalla mia adorata mamma. Minata da un male che non perdona, era rivolta a me che impotente di fronte a tanto dolore mi struggo e mi macero nell'angoscia di non poterla soccorrere. Prima di rivolgermi a lei ho molto esitato, ma 3 cose mi hanno convinto ad osare e come vede, illustrissimo, oso. Primo, il dolore che ci accomuna. Lei ha perduto la sua adorata mamma ed io, dopo di aver perso il povero babbo, sto per perdere la mia. Secondo, la fama chiareggia intorno alla sua illustre persona, fama di un uomo di grande mente e di grande cuore. Terzo, la squallida indigenza e la penuria di cibo che albergano nella misera bicocca dove vivo con la mia povera mamma. Come chiamare questa fisica angoscia se non con il nome di fame? Voglio, illustri avvocato, accettare l'offerta di questo oggetto artistico. Il mio povero babbo dal cielo, la mia povera mamma. Dal suo letto di dolore ed io pregheremo per lei e la considereremo il nostro angelo benefattore. Avvocato? Faccia entrare quel giovanotto. Prego, s'accomodi. Grazie. È permesso? Si accomodi. Grazie. Si accomodi. Ho letto la sua lettera, molto commovente. Avvocato, è commovente perché è sincera. È scaturita dal cuore. Lei è disoccupato? Disoccupato. È poco la parola disoccupato. Avvocato, mi guardi. Sono un disgraziato. La mia è un'odissea. Ho girato per degli anni tutti gli uffici. Niente, tutto chiuso. Creda, avvocato illustrissimo, io non so proprio dove battere la testa.
prego, sì, stia. Grazie. E sua madre? Che cos'ha? Mia madre. Avvocato illustrissimo, mia madre ha un male qui. E quel bronzo? Ah. Vede, avvocato, noi siamo poveri, anzi, indigenti. Ma non fu sempre così. Una volta eravamo agiati, come lo dimostra la squisita fattura di quella statuetta. Eh sì, il babbo. Sì, babbo. Perché non si dice così? Sì, si dice babbo. Il babbo. Continui. Dunque, come le dicevo, il babbo aveva un negozio di stoffe e le dico un esercizio ben avviato. Avevamo una casa montata e poi sopraggiunse il crack e fummo costretti a vendere tutto, pezzo per pezzo. Quel bronzo è l'ultimo pezzo che ci è rimasto e stava sulla scrivania del povero babbo. Babbo. Sì, insomma, del mio povero padre, ecco. Signor avvocato illustrissimo, è l'unica risorsa che ci è rimasta. Lo accetti, per riconoscenza di quello che farà per me. Sì, scusi, lei la parola mamma, con quante M la scrive? Già, con 3. Come? Uno davanti e 2 di dietro. Sono appunto tutte queste M che mi rendono antipatica questa parola. Sì, lo capisco benissimo, ma io che ci posso fare? I bambini da bambini dicono mamma, poi crescono, diventano adulti e seguono a dire mamma. Ecco, e questa parola, appunto per tutte queste M, mi è particolarmente antipatica. Lo vuol capire? Sì, lo capisco, ma non è colpa mia, avvocato. Stia calmo. La parola quella così si dice, mamma. Lo so. Si dice, si scrive mamma come si dice, si scrive babbo. Lo dice anche Dante. Ha mai letto Dante? Come diceva avvocato? Ha mai letto Dante? Avvocato, illustrissimo, è ovvio. Ma nonostante Dante quelle parole mi sono antipatiche. E forse, guardi, mamma mi è più antipatica di babbo. Sì, comprendo la sua tragedia. Effettivamente ci sono delle parole che danno fastidio, eh? Anche lei ha di queste idiosincrasie. Io? Oh, si immagini? Io, per esempio, non posso soffrire le parole zuppa, muffa, truffa. Lei non può immaginare, caro giovane, il tormento di un uomo come me che vive con le parole e odia le parole. Comprendo il suo stato d'animo, la sua tragedia. Ma cosa vuol fare, avvocato mio? Tutti abbiamo una croce. Ma io spero che ciò non toglie che lei può interessarsi al mio caso. Sì, avvocato illustrissimo. Tutti abbiamo una mamma. Ho tolto una M. Buongiorno. Ma scusi, cosa vuole? Devo consegnare questa lettera e questo oggetto all'avvocato personalmente. L'avvocato in questo momento è occupato. Se vuole aspettare? Vabbè. Prego. Si accomodi. Il mio povero padre dal cielo, la mia povera madre dal suo letto di dolore ed io preghiamo per lei e la riteniamo, la consideriamo anzi il nostro angelo benefattore. Avvocato, mi lasci. No, Mi No, permette? guardi, un bacio solo, uno solo. venga a trovarmi, caro giovane. La raccomanderò a qualche mio collega. Oramai io professo saltuariamente. Ho capito. Comunque, avvocato, mi permette. Un bacio solo, tanto per gradire. E che ci perde lei? Grazie. Avvocato, comunque. E lei? Cosa vuole? Ha bisogno d'aiuto? Io? No, io veramente... Sì, io... dovrei fare una causa. Ah, bene. Parli liberamente, l'avvocato Ma io... è come il confessore. Venga, si Ma io- accomodi. Si accomodi. Segga.
Dunque, mi dica, giovanotto, si segga, dunque, mi dica, che cosa ha fatto? Ma io veramente non ho fatto niente. No, non ne dubito, lei ha una faccia di bravo ragazzo, avrà certamente errato senza volerlo, senza saperlo. Del resto la sua piccola statura, che crea sempre nell'uomo un complesso di inferiorità, sarà un attenuante. Io, per esempio, alcuni anni fa sono riuscito a far assolvere un imputato che aveva ucciso la suocera perché gli diceva sempre tappo, 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 tappo. E aveva ragione quel giovane che è uscito poc'anzi. Coppa, pappa, poppa, tappo. Ci sono delle parole veramente odiose, non trova? Io... Ma va, che il bassetto è in dritto, quello 4 sacchi se li fa da. 5, che 4, è vero Alva? E più su è meglio, no? Ah, guardate un po' là. Ma quello è il professore, che fa qua? Voglio dire che è nato da avvocato. Adesso! Signore, Eccomi. signore, mi aiuta a salire sull'autobus. Oh, ma quello ti frega i soldi! Sta fermo che c'è la guardia. Vada. C'avevi ragione, eh? Il professore c'ha un cervello così. Oh, il bassetto. Va. Ma che so, siamo giocato. Sono figlio della... Andiamo, va. E allora? E allora sto matto mi ha detto, ma lei la parola pullula non gli dà fastidio? A me no, gli ho detto io. Ho un altro poi via in attacco. Lei è proprio un criminale, i criminali sono caratteristici per la loro insensibilità. Oh, io stavo seduto nella sedia e guardavo la porta. E poi cominciavo a parlare dei soldi. Lei intanto mi dia le prime 50.000 lire per le spese. Poi? E poi? E capirà, io già stavo per le scale. Ammazzalo che Aspettate spinta, voi. oh. Oh! Oh, Malvano conosce proprio tutti, eh? E capirai, conosce solo quelli che sono stati in galera. Eh no, per questo lui c'ha ragione. E che in galera ci vanno solamente i delinquenti. E credo bene, tu stai ancora a piede libero. Ah, va passare. Sfotti meno. Ciao, fate vedere un episodio, ciao. Oh, morto un papa se ne fa un altro. Perché? Sapete chi è quello là? Chi è? No, e chi è? È il direttore della Banca d'Italia. Ma quello Ma no. no, quella vera. Oh, ragazzi, siamo a cavallo. Virgilio, in via eccezionale, proprio per l'amicizia che ci lega, è disposto a darmi dei biglietti da 10.000 a 1.000 lire l'uno. Falsi. Falsi, imitati, riprodotti. E così andiamo in galera tutti. Ma perché in galera? Nessuno se ne accorge perché sono perfetti. E poi, te lo possono avere anche ammollato, te pare? Ragazzi, io non ci sto, voi fate come... Nemmeno io, E Alvaro. vabbè. Oh, sapete che pure grigio è bello. Ma che è bello grigio? A me mi piace di più rosso. Ma lascia perdere che è grigio però... Oh, ragazzi, ascoltatemi bene. Ma ci pensate, in una settimana può essere nostro? Con 4.000 lire ne famo 40, con 40 ne famo 400. Con 400, 4 milioni e ci portano in galera vabbè, tutti, bravo. io non ci sto. No, Ma come manco le pare, io. va? Io in galera non ci voglio andare. Ah, vedi che freni che c'ha. Ammazza! I 4 sacchi, chi è che ce li dà? Le 4.000 lire, chi ce le dà? Le 4.000 lire... Ah, stavolta no, Dai, dai, Stavolta no! Per i bambini abbandonati una piccola offerta. No, grazie. Signorina, senta. Ma che fai? Faccio un'opera buona, no? C'è il resto 10.000? Adesso guarda. Ma non ce l'hai, Gia? No. Te li do io. No, no, lascia, così cambio meglio. 7.000, 8.000 o solo 9.200? Va bene, tenga il resto. Grazie. Ma che tenga il resto e tenga il resto, eh? Ma Oh, stai ma che impazzito? fai? Puoi dare 800 lire. Ma che li rubi i soldi? Ma scusa, se ne aiutiamo noi, poverelli, chi è che aiuta? I veri signori regalano sempre poco. Ammazza che dritti che sono sti signori.
C'è qualche impegno dopo pranzo? No, uscirò con mia sorella o con qualche mia amica. Forse starò a casa. Perché? No, niente, così, tanto per dire. Però è strano, una bella ragazza come lei... Signorina, mi cambia 10.000 per favore. Ho il taxi fuori e non ha spicci. Grazie. Buongiorno. Ma come, nemmeno li guardi, se sono falsi. Ma perché dovrebbero essere falsi? Non mi è mai successo. Cosa mi stava dicendo prima? Io? Ah, sì, le dicevo che cosa faceva dopo pranzo. Gliel'ho detto. Niente di preciso, niente di importante. E lei? Io? Beh, non so. Arrivederla. Una cabina, signorina. E non spingete? Grazie. Una anche a me. Mi dispiace, ho cambiato proprio adesso. Beh, va bene, ecco. Tu andiamo. Quanto tempo ci mettono? Le potevi pure cambiare Meno nome a queste 10.000 lire, no? Mi devi già il filo, il gelato, la cabina e il treno. Sono 60, 320, 410, sono 1480, no? Poi ora le cambio. Ecco, va. Ma che è occupata? Già, è occupata. Se vedi che si sono sbagliati, oggi è una giornataccia. Che? Ma che giornataccia, scusi? Quella cabina è occupata. E no, come? Oh, ma prego, entrino pure. Capisco, è vostra, ma noi l'abbiamo pagata, sa che segrete? Sta buona, Marcello. A Marcello. E poi aspetta, no? Abbiate pazienza, il pasticcio deve essere successo là in biglietteria. E sa com'è, il viaggio, il caldo, e uno diventa un pochettino nervoso. Di solito non si vede e non si sente. Beh, andiamo che aspetti. Il mio vestito! Ah, Mandova, ma che vuole lei? Il mio vestito sta bene qui, lei non lo tocca. Ma scusi, in c'è un pirolo libero e dove lo dovrei mettere il vestito C'è lo mio? sgabello. Ma che se l'hai comprati l'attaccapanni, scusi, sa? C'ha 3 piroli liberi, guardi, uno per la camicetta, uno per la sottana e uno per il gippetto. Poi che se regge non lo so. Lei il vestito lì non ce lo mette. Tanto perché lei fa la prepotente e facciamo così. Va bene? Adesso lei lo raccoglie. Lei sì, ma per me sta bene qui. Lei lo raccoglie. Ma che c'è? Che è successo? Ecco qua, lo raccolgo gli avanti. Ma che maniere sono queste? Dove siamo? E tu quando hai finito di far cretino mi vieni a cercare in piscina, eh? Uffa! Meno male che non si vede e non si sente. Però non deve rischiare la donna artista, così felice di canta, però dopo poi si pianta. No, 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 no. Rizzano tutti da ogni piccio, cacciano Permesso? Permesso? Scusi, eh? Beh, ma non ci marci, no? No, io no, per carità. Beh, se butta o non se butta? Capirà, lei fa presto a dire, ma è la prima volta che mi Ma butta andiamo da su 5 serviti. metri. E non faccia il broccolo. Ma io voglio fare un tuffo insieme a lei. Ma mi lasci Venga, che stare, ci mettiamo se insieme, butti. su, mi dia la Ma mano. quale piani, non lasciare la mano. E butta la bellezza al bagno! Cameriere? Comandi? Quant'è? Sono 680. Lasci stare, credo di averli spicci io. Tenga pure il resto. Grazie. Buongiorno.
Ammazzali quanto so belli, guarda. Quale te giocheresti? Io nessuno. Però se proprio dovessi giocare, guarda, sceglierei quello là. Quale? Il 6. Sei. Agamennone. Andiamo a giocare, vieni. Dove? A giocare a Agamennone, no? No, io scherzavo, Alva. Ma come scherzavi? Non si sa mai, vieni. Adesso, prima di giocare, andiamo a vedere a quanto lo danno, eh? Agamennone. Oh, lo danno a 8. Gioca 1000 lire, va. Ma proprio io, e perché non giochi tu? E dai, l'hai scelto tu, per scaramanzia, no? Vai. No, da questi, mi sono antipatici. Da quelli là, guarda. Vai a giocare, va. Maria. Che c'è? Dai, gioco io perché qui ci sono troppi uomini, ci vado io, va. Mille lire a Agamennone vincente. Cambio a 10.000. Alla pari regolo. A 3,5 Lorentaccio. 5, A 6, 7 7, Pinturicchio. 8, 9 e 10. 8.000 per 1.000, Agamennone vincente. 8.000 per 1.000. Andiamo. Hai visto, Maria? Ma che c'hai che sei così emozionato? Capirai, con 1000 lire te ne danno 8.000. Ciao, Carlo. Ma bisogna pure che il cavallo arrivi, no? È come se già avessimo vinto, no? Ma dimmi un po', ma quelle 10.000 lire da dove sono saltate fuori? È un anticipo su un affare, una mediazione. Dai, vieni. Ma lo vedi che è l'ultimo? No, ecco, adesso rimonta. Vedi, Alva? Si riprende. È vinto! Ce la fa! Alva! Permesso per piacere? Mappare quanto sei fortunato. Hai fatto bene a insistere per giocare su quel cavallo, Che ti dicevo? Voi vi vedo allegri, avete vinto? Sì, 8.000 lire su Agamennone. Ah, avete puntato su Agamennone? Sì, l'ho scelto Maria. È stata bene. idea mia. Bella corsa, eh? Ah, lei hai visto? In principio ci ha fatto un po' soffrire, ma sì. poi si è ripreso dopo, Già. Senti, vado a fare dai soldi, hai visto mai che quelli ci ripensano? Vabbè, a più tardi. A più Ci tardi. troviamo qui, eh? Beh, come va la vita, Alva? Bene. E che fai, De Bello? Ah beh, ho certe idee di mettere un'agenzia di viaggi, trasporti. Anzi, sono in trattative con la Fiat per certi camion. Ah, diventiamo concorrenti allora, eh? Che c'entra concorrenti? Io ho intenzione di mettere una cosa in grande. Ah, una cosa... Sì. Ho capito. Beh, auguri allora. Grazie. Maria? Alva. Hai visto, amore, che hai vinto? Sì. Ce ne vorrebbero tanti di questi. Magari. Adesso andiamo a vedere i cavalli di quest'altra corsa, eh? Sì. Ah, un momento, Cercodica. E chi? È uno che sa tutto su tutti. I cavalli li conosce benissimo. Voi andate e aspettatemi lì alla pista. Io intanto me lo lavoro, capito? Vabbè. In bocca al lupo. Sempre ottimista, Alvaro, eh? Già. D'altra parte che vuoi farci? Se non lo fosse credo che sarebbe peggio. Povero Alvaro, ha avuto così poca fortuna. Ha la fortuna di essere tuo marito. Beh, capirai. Beh, io l'ho sempre considerata una fortuna. Valerio, per favore. Ma scusami. Oh, dammi un consiglio, va. Questi sono sicuri. Alla terza gioca di Igor. Eh? Sì, Igor. Alla quarta Volturno. E alla quinta Armagnac. Armagnac, sei sicuro? Certo, giocate pure la camicia. Oh, non mi fregare, T'ho detto, giocate pure la camicia. Ciao, se vedevo. Cameriere? Vengo. Chiamato? Che roba è? Zuppa di pesce. No, Hai questa è visto? zuppa di testa di pesce e di cocce di vongole. Ma c'è anche il polpo. Ci è capitato per combinazione. E a parte il fatto che è tutta roba che vi eravate dimenticata nel Ma frigorifero. no, guarda, adesso è fresca, è Sta fresca. zitto, che ne sai te? Vede, signorina, le posso assicurare che l'abbiamo pescato Ma stamattina. pescato dove? Non mi faccia parlare. Che lo vuole insegnare a me, eh? Questa è roba che viene dalla Sardegna. Comunque le posso portare un'altra cosa, se vuole. Ecco, guardi, mi porti il conto, almeno quello sarà fresco, eh? Come vuole. Ecco.
Ma è mai possibile che non c'è mai un attimo di pace? Stai sempre con l'anima attraversata. Tu invece dormi da piedi, vero? Sì. A te tutto va bene e non protesti mai. No. Sai come finiscono quelli come Sì, te? come Don Come Falcuccio. Don Falcuccio. Ecco. Ecco qui. Ma che ha messo in conto anche la zuppa di pesce? E l'hanno ordinata, no? Senti, o leva la zuppa di pesce o il conto non lo paghiamo, Oh, sa? ma che ce ne importa? Noi paghiamo, ce ne andiamo e non ci veniamo più. Tu dovevi fare il missionario. Senta, signorina, più di 100 persone l'hanno mangiata sta zuppa e nessuno si è lamentato. E sapete che state bocca buona, no? basta, no! Piantela! Sai che parla che ti ha perso qualche cosa? Ecco. No, signore, tu non paghi. Che succede? E dice che non è buona sta zuppa di pesce. Va bene, signorina, non fa niente, non paghi niente, possono anche andare. Ah, a me mi ha regalato mai niente nessuno, sa? Lei i soldi li prende, hotel lo paga. Lascia stare, lasciamo perdere. Ma che lascia stare? Mi dispiace, non abbiamo da cambiare. Ah, non è il resto, No, eh? non ho il resto. Aspetti che glieli do io. Ecco qua. E corretto ci compra il bicarbonato per quelli che hanno mangiato la zuppa di pesce. Ma signorina. Direttore, senta. Scusi. Allora, mi devi in tutto 3.480 lire. E cambia le ste 10.000 lire, no? Che le vuoi mettere in cornice? Vieni, 2 persone alla volta. su, andiamo. E se poi hai paura? Perché dovrei aver paura? Vedi come vola piano? Piano ma vola. Allora sei tu che hai paura. Io? Sì. Senta. 2, subito. Non ce l'ha Spicci? No. Beh, vada pure. Mi dispiace, ma adesso non c'ho resto. Vuol dire che nel frattempo troverò da cambiare. Sì, ma il resto quando? Non si preoccupi, quando torno l'avrò cambiato. Che vuole, con tutta sta gente? Mario? Ma scusi, che Mario, si fida? andiamo. Mario. Vada pure, buon divertimento. Non ho da cambiare, sa. Devo cambiare pure per quel signore che è salito adesso. E allora? Aspetti un momento. Fattori! Mario, ma che ti senti male? No. Senta, Che c'è? non potrebbe atterrare da qualche altra parte? Come? Atterrare a Piazza Navona! Ma lei Che scherza? matto che sei! Ma che fifone che sei! Ora scendiamo e non aver paura, va! Eccoci qua. Coraggio, su, stiamo arrivando! Tutto bene? Mario!
vita. Oddio. Ah. Mario, ma ti senti proprio tanto male? Tanto. E mo che facciamo? Dove vuoi andare? Lo stomaco, andiamo via. Mannaggia la miseria, e mi ha detto giocateci pure la camicia. Sto morà ammazzato. Non dire parolacce, ormai è finita, no? Che ce vuoi fare? Ma dove sta il codice? Io lo compio. E calma. Ma dove sta? Uno, ne fosse arrivato uno. Tu quanto hai perso? Io niente. Come niente? Oh, io c'avevo 3.500 lire, eccole qua, io ce l'ho tutte qua. Ah, mappete che dritta. Allora abbiamo perso 1.000 lire sole. No, tu ce ne avevi 10. E beh, lo so, ma che c'entra? Tu poi queste cose non le puoi capire. Ah, sì? Vai, quante sono le cose che non posso capire? Andiamo, vabbè. 2 San Paolo. 2 per Roma. Non ha spicci, per favore? Mi dispiace, no. Ah, ma queste sono false, eh? Ma... Eh sì, c'è ragione, è proprio falso. Ma tu sei sempre il solito stupido, eh? Giusto a te potevano rifilare un biglietto falso. Scusi, sa, ma sto fidanzato mio è tanto gnocco. Se lo volesse cambiare, il fidanzato, mica il biglietto. Sì, ci penserò. 5 biglietti. Tenga. Senti, ma com'è possibile? Sei sicura che fa? Come te, mascalzone, a questo sei arrivato, eh? Dico, giovanotto, sta fermo! No, vieni, vieni ma via, così te li devi spazzato! A posto ci ha portato qua! Non capiva che c'era il tuo con la mano cretino! Levati di mezzo! Che sapevo! Ma va a giocare coi balocchi, va! Con le mie palle, queste cose non se ne sognano! Sono gente corte! Ma che credete? Ma lo vai da tua madre, bambino! Chi ti fa mandare? Ti vieni da lavandino! La gattina di Bodo che ti ha signore mio, quella è la gattina che lascialo Signore mio, se lei ci aspetta il canale sopra, la gattina a me si danaro, se lei ce l'ha io la poco di danaro, signore mio, basta mettere il danaro sulla metto 2000 lire, metta il danaro sopra, metta il danaro, gira un po' quello col biglietto, no, in mezzo è quello col biglietto al centro, no, lei questo, lei la può scegliere, basta allora rifaccio di nuovo, guarda bene, quello col biglietto sotto vince, guarda bene, questa qua vince, guarda bene, e la cartina vince questa qua, perde che non c'è cartina, perde che non c'è cartina, bravo, vediamo, vediamo, gira lei, facciamo all'ultima, gira lei, questo è quello col biglietto, guarda signore mio, questa col biglietto vince, guarda, quello col biglietto sotto vince, quello col bigliettino vince sotto, questa vince, guarda bene, basta trovare quello col biglietto, questa qua vince, come dice 10.000, va bene, 10.000 pronta a lei, ecco subito le 10.000, 1, 2, 3, 4, 10.000 a lei, signore mio, i soldi ci vogliono subito, quando il gioco è coperto. Ma che è? Ma... Oh, com'è andata? Benone, per lei, signorina Ines. Ha capito sto bassetto? È stato più dritto di noi allora. Vieni qua. Lo sa chi l'ho rifilate? A chi? A quelli che fanno il gioco delle 3 carte. Ma va. Fa vedi. E chi? Ha visto? 1, 2, 3. Oh, sapete che famo domani con queste? Ci compriamo 10 biglietti da 10.000 e famo 100.000 lire, vabbè? Perché? E voi? È andata male. Ma che giornata nera? Piccoli contrattempi. Oh, ma queste sono false. Ma che false? False, vi dico, adesso te lo dimostro, vieni qua. Ma quella sono buone, Guardi un po', signorina, sono buone o sono fasulle queste?
E che non si vede? Se ne accorgerebbe anche un bambino. È un bambino sì, ma sto gradino no. Ma allora lei è proprio stupido. E che lo vede ora? Ma com'è possibile, mannaggia? Ma allora io mi butto a fiume, Ma che fate? Quello si butta a fiume per davvero. Non si preoccupi che purtroppo sanno da quello. Sto disgraziato deficiente. Spartaco! Spartaco! Ma su, andiamo, non faccia così, può capitare a chiunque, no? Già, però lei mi ha detto che sono stupido. Mi è scappato, volevo soltanto dirle che è stato un po' ingenuo. Grazie. Maria? Che c'è? Ci sono 3 ragazze, cercano Alvaro. Che avrà combinato? E mo che vogliono queste qua? Ah, non lo so, andiamo giù a sentire. Non Ma vi che gli preoccupate. diciamo? Magari Ma passiamo come sarebbe domani. di che gli diciamo? Ma che siamo venuti a fare qua? Ci penso io, Figura, ci facciamo. Buongiorno. Buongiorno. Che volevano mio marito? Sì. Non c'è. Se vogliono dire a me. Beh, magari ripassiamo domani. Un momento, ma loro chi sarebbero? Lei è la fidanzata d'Otello, no? Lo ero. Io sono la sorella di Sparta. Annie, non piange, piangi dopo. Questa è la fidanzata di Mario. Beh, ancora proprio fidanzata, Vabbè, no? insomma, qui c'è la madre e la moglie, parliamo con loro, no? Dunque, signora, noi siamo venute qui per dire a suo marito che se non lascia stare quei 3 ragazzi qui finirà male, va bene? Ecco. Sì, me l'ho attraviato. Quello non va più a bottega e ha pure mancato di rispetto a mio marito che gli va tanto bene. Io non ne posso più, non ne posso. Mio padre mi picchia tutti i giorni e Mario è sparito. Io te lo so 2 giorni che non si fa vedere. Senta, lei deve dire a suo marito che... Io non gli posso dire niente a mio marito. Non gli posso parlare perché se n'è andato. Non lo vedo più. Ah, va bene. Beh, signor, allora scusateci. Che scusate? Prima ci venite a rompere l'anima e poi ci chiedete pure scusa. Ma che sono minorenni quei 3 garofoli? Legate alla zampa del letto, legate. Ah, signor, ma perché non ci lega suo figlio con una corda al collo? Ah, scopetta, te butto pure per le Ah, chi prova? A te. Ringrazi Dio che sono una persona così educata, io. Ah, ma per piacere. Ma signori, stai calmi, ragioniamo tranquillamente. Ragioniamo. Non è meglio sapere dove stanno e che fanno. Sì, sì. Beh, io so soltanto quello che mi ha detto Riccardo, il ciclista. Che gli ha detto? E dice che ha visto mio fratello al mercato di Porta Portese. Stava a comprare 4 cappelli usati. 4 cappelli? A luglio. E che ci faranno quei cappelli? Abbassetto, va avanti te che dai meno nell'occhio. E se trovi il tipo fischia. Noi veniamo dietro, va. Oh ragazzi, non va a bioccate che mo siamo in ballo, eh. Polizia. Squadra del buon costume, favorisca i documenti. Per la signorina garantisco io. È avvocato lei, dottore? Sì, e la signorina è la mia fidanzata. Chiedo scusa, sa il dovere... Prego, brigadiere, per carità. Buonasera. 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 Quanto sono noiosi. Beh, d'altra parte un po' di vigilanza ci vuole. Ci vuole. È necessaria. Niente da fare. Che scalogno. Come va? E quello è un avvocato. Gli avvocati è meglio perderli che trovarli, no? Pure un avvocato è andato a pescare questo. E che ne so, che c'ha la divisa avvocato quello là? Oh, ce ne stanno da avvocati in Italia, eh. Dodeggini ne trovi uno. Oh, beh. E mo stai qui. E va a trovare i tipi, no? Vabbè.
Andiamo, va. Cosa fanno loro qui? Quello che ci pare. Come? Ma perché, scusi? Che non si può più stare la sera al Pincio in automobile? No, lei stava compiendo atti osceni con una donna equivoca. Che cosa? Ma come si permette? Equivoca sarà sua sorella. Noi siamo marito e moglie, ha capito? Tu sta zitta che ci penso io. Comunque non è una buona ragione per attardarsi nei viali bui a fare cose che potrebbero benissimo fare a casa loro, non è vero? E io elevo una contravvenzione, bene? Ma levi quello che vuole, io sono a posto, sa. Io sono il commendatore Vincenzo Servatoi, ha capito? Ecco, scriva, avanti, eleva. Scriva, brigadiere. Scriva. Scriverò anch'io. Ai giornali. È una vergogna, eh. Queste cose in Francia non succedono. È così, capisci, che favoriscono il turismo. Ma la cosa non finirà qui, eh? Sì, ti farò vedere chi sono io. Ha scritto lei? Sì. Ecco, bravo, grazie. Ma insomma, Vai che dentro. modi io non lo so. Guarda che roba, uno viene qui 10 minuti per farsi 2 chiacchiere e travesti io, figurati, meglio che bravo, perché poi a me queste cose tu sapessi. Ma la cosa non finirà qui, farò vedere che sono io. Certo che a questi gli ha preso proprio brutta, eh? Fermi tutti, polizia! Oh! Quoi? Sapete o no che è proibito baciarsi in pubblico? Qu'est-ce que vous dites? Pardon, monsieur, je suis désolé, je ne vous comprends pas. Nous sommes français. Pardon. E beh? Ma quelli sono forestieri. Bisogna chiudere un occhio perché altrimenti c'ha ragione il commentatore. Ci va di mezzo al turismo, no? Ragazzi, qui bisogna piantarla. Perché qui, tra avvocati, commendatori e pellegrini, non alziamo una lira. Oh, se volete ritirarvi, ritiriamoci. Però io dico che se mettiamo le mani su una coppia come intendo io, magari un pezzo grosso, su un adultero, ma che 10, ma che 20, quello ti dà 100.000 lire per evitare uno scandalo. Ad ogni modo, Guarda là. Entriamo qui. È meglio, no? Vieni, un momento solo. Dai, avanti. Dai. Ci siamo, questi li sorprendiamo in flagrante. Ha visto mai fosse un onorevole? Ma che onorevole con quella faccia? Perché? Che faccia c'ho per Può favore? far pale non scocciato. Fate piano. fermi tutti! Chi siete? Che volete? Polizia, squadra del buon costume, siete in contravvenzione, lei e la ragazza, va bene? Lei lasci stare la signorina. Giovanotto, lei cerca rogna, fuori i documenti. Prima si faccia riconoscere. Ma che vuoi? Caccia i documenti! Prima cacciate i vostri documenti. Oh, poche chiacchiere, paga la contravvenzione, altrimenti porto dentro te e la ragazza, va bene? E va bene, andiamo al commissariato. Ma paga, che è meglio! Ah, paga, ma che c'è la faccia da paga. festa, paga! Andiamo al commissariato. Andiamo dal commissario. Aiuto! 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 Dai, fatelo fuori tu! Dai, cazzo che glielo io! Dai! A taccarci, dai! Ma la voglio! Aiuto! 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 Tre guardie banditi! Ci hanno aggredito laggiù! Fermi o sparo!
Articolo 628, rapina. Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, è punito con la reclusione da 3 a 10 anni. Scriva 7 anni. La pena è aumentata da 1/3 alla metà se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata o da più persone riunite. Scriva 3. Ah, ecco, questo fa meglio al caso nostro. Articolo 630. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da 8 a 15 anni. Metta 10. No, un momento. Più le circostanze aggravanti per il travisamento e l'associazione a delinquere, facciamo 10 e 3, 13. Articolo 347. Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a 2 anni. A quanti siamo arrivati? A 25, signor tenente. Tu, quanti anni hai? 21. 21 e 25, 46. E tu? Quanti anni hai? 22. 22, 25, 47. E tu? Io... Spartaco! A Spartaco! Per quante ricerche siano state fatte, signor Tenente, non è stato possibile rintracciare la coppia aggredita. Abbiamo assunto informazioni. Ho telefonato anche al commissariato di Trastevere. Quei ragazzi risultano incensurati. Forse è vero che si sia trattato solo di uno scherzo. No. Voglio credere che sia così. Però li tenga dentro fino a domani mattina. Speriamo che la lezione gli serva. Va bene, Comandi, signor Tenente. E quello sta fuori. Sta fuori sta carogna. Quello stamattina si va a far bagno a fiume. Quello stasera va al cinema con la moglie. E noi 25 anni. E state zitto, state. Non me ci fa pensare. Non me ci fa pensare. Arrivano. Allora? Il signor tenente ha voluto credere che il vostro sia stato uno scherzo. Già, ma io no. Io non ci credo. Però vi lascio andare perché sono sicuro che ci ricagete. Già. E la prossima volta avremo in mano le prove che purtroppo nella fattispecie non ci sono. E allora ve li farete davvero 20 anni di galera. Grazie. Fuori, via! Maria, il caffè? T'ho preparato pane e frittata. Vuoi pure 2 figli? No, grazie, mamma. Ciao. Non lo saluti? No, non lo voglio nemmeno vedere. Poveraccio, sta proprio male. Tu non l'hai visto ieri sera quando è tornato a casa, ma c'aveva una faccia. E mi ha spiegato perché è stato fuori questi 2 giorni. 3, ha capito? 3. Ma sai, dice che è stato a Velletri per affari. Ah, e tu ci credi ancora a quello che ti dice? No, ma ha giurato che vuol cambiare vita. Capirai. E che è la prima volta? Hai ragione, Marie. Ma hai visto mai? È facile che stavolta sia sincero. Fagli un saluto. Speriamo bene. Però lo faccio per te. Oh, mamma mia. Ciao. Oddio, che male. Ciao. Oddio, mamma. Ma che si sente? Ma ha detto che è cascato. Allora non sarà meglio chiamare il dottore? Ma non lo so.
io sto righetto. Otello Maria Spartaco, dicono che sta usciti, ti aspettano sotto Pontacessi, è una cosa urgente. Ma veste e vengo, c'è da fumare? Ammazza che affari che faccio con voi altri. E dai, non ti preoccupare, dai, molla sta cica. Al tuo avvenire ci pensa Alvaro. Figurati. Ciao. Ah, regà! Come va? Che lo va? Ah, Otello! Ciao Mario! Ciao, Balordo. Ah, Abbasè, Ciao. come va? Che fai? Ah, non vi si può lasciare un momento soli, eh? Ammazza, mi fate subito fregare. Io stamattina andavo dall'avvocato. Oh, comunque ho una grande notizia, eh? È uscito il ragioniero Miccioli. È uscito? Ma sì. Quello sì che è buono. Lo dicevo io che Alvaruccio nostro non ci avrebbe abbandonato. Ma lo sai che c'avevi ragione. In galera si pensa proprio a tutto. Grazie, e poi avete fatto una notte sola. Altrimenti, caro mio, pensate a me che... già, si beccavamo 25 anni però. Peccato, eh? Peccato, perché Ma non ci guarda potevi che- stare? E come cavolo Giusto. facevi a stare 25 anni? Oh, lo sai te che ci è venuta stanotte? Sì. Chi è? Oh, A dire, ma cornuto! Alla disca! C'avevo l'idea, c'avevo! 25 anni, so poi! Allora, dopo a te! E adesso alza la freccia e porta a E attento al contro! Ma guarda, ti sta fuori, guarda! Guarda, va attorno! Va. Oh, scusa tanto. Prego, 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 fai. prego. Fai te, no, no. Fatto, come la vai? Ecco! Fatto, e dove? Buongiorno. Buongiorno, signorina. Che c'è? Ma quello là chi è? Quello chi? Quel giovanotto là, Ah, il mio fidanzato. così basso. Perché? Che c'è di male? Ma allora io, lei... Io, lei, che cosa? Ma come, non ha capito? E che dovevo capire? Non mi ha mai detto niente. Ma allora io mi butto più, mi butto! Guarda, ci mettiamo una bella lucerna, due mazzancolle, eh? E polipo, guardi, ancora si muove. Forse sarebbe meglio se prendessi il palombo. Il palombo? Ecco, così ci fa un bel fritto dorato, eh? Va bene così? Sì, va bene. Guardi che bellezza. Tutto? Tutto no, eh? Quante trance? Beh, siamo 6. Facciamo 3. Allora taglio, eh? No, non dalla parte della testa. Più giù, qui. Ma vicino poi alla vengono coda. troppo piccole, no? È meglio, è meglio. Allora taglio, eh? Che bei gamberetti. E se facessi il riso coi gamberetti? Sì. Otello? Otello, posso? Oggi non l'ho ancora detto a nessuno. E vabbè, va. Lo Ma posso sentasi dire, là, eh? Signora? Signora, Dica, venga, cara. senta. Come? Ma sì, signora, faccia come le ho detto, vada. Che modi sono Ma mi questi? creda, vada. Oh. Soffini! E il mare è arrivato a Roma! Righe, qui ce ne porta il fotografico. Soffini! Brother, am I hungry? I could eat a horse. You may have another. Anita, c'è altra gente. Waiter. Sì, sì, vengo. Sì, sì. I'm in a hurry. Ecco Quervino. Pronto? 4? Sì, venite pure.
A Suanni, mannaggia, non ce la faccio più. Avete voluto il locale elegante, adesso lavorate, no? Vai, vai. Pronti? 4 spaghetti alla carbonara e 4 filetti al sangue, forza, navigare? Sto sfinito, non ce la faccio più. E su, coraggio, sono arrivati altri 5 stranieri. Altri 5 stranieri, ma possibile tutti qui devono venire a mangiare? E avanti, forza. Oh, ma quanta ce ne stanno Sei ancora? già stufato? Lavora, lavora. Lavora. Alvaro, guarda che c'è tua moglie. Oh, tiè, finisci tu. Maria, oggi è una giornataccia, qui ci vorrebbero 4 braccia per contentare tutti. Allora hai finito? Ce ne andiamo? Sì, adesso ce ne andiamo. Alvaro, c'è uno che ha truffato a via Panama, bisogna andare a rimorchiare. A quest'ora? Ah, ho capito, qui se non ci fosse Alvaro non si va avanti. Beh, che vuoi fare? È lavoro, no? Però adesso io che faccio? Va a casa, ti raggiungo, va. Vabbè, ciao. Ciao. Oh, qui è venuta mia moglie, di oggi non si mangia. Ma va a lavorare, cammina. Vabbè, dopo fammi i conti. Oh, è proprio vero, sa. Nella vita chi c'ha la polvere spara e chi non ce l'ha sente li botti. Ma vi rendete conto che qui ci sfruttano? A chi lo dici? Oh, pensate un po' se sto camioncino fosse nostro. Sai i soldi che faremmo? Già, ma mica è nostro. E vabbè, non è nostro. Perché non abbiamo spirito di iniziativa. No, perché non ci abbiamo le lire. No, le lire si trovano, ve lo dice Alvaro. Sì. È una parola, e dove le trovi le lire? Ma come dove? C'ho un'idea formidabile.